Poi io sono creato un paese, sono nato in Corti in 55, il 26 aprile, e sono stato un paese agli 68 anni. Prima non c'erano mica i portabili e tutto, e a sera facevamo le veglie tutti insieme. E per questo che riuniamo a essere tutti insieme, le famiglie, gli amici e tutto. Beh, da 20 anni a 60 anni, dopo appena più duro, da 20 anni a 60 anni. Mi si pare essere il più forte, il più... Era una bella vita perché abbiamo sempre approfittato di tutto, dalla montagna, il mare, il paese, le serate, e dopo quando si invecchia l'affare è appena più duro. Sono contento di aver campato un paese e di aver visto la vita innanzi e quella da qua. Ma innanzi era meglio che qua. Con pochi mezzi, c'è il progresso. Le progrès tue. Voilà. Bon, dico mica di avere internet o portabile, è un bel affare, ma oggi quando provate un ribasso in famiglia, c'è 10 persone che portabili in un momento avere una discussione tra noi, una chiacchierata. E questo è mortale. È dura, anche di campare un paese. Oggi si ponete mica i mezzi, come dice il più erbo, il detto non crea mica il vamido. E il più erbo è giusto. E questa è una tristezza per noi. E che prima c'era meno mezzi e si campava meglio. Oggi abbiamo tutto e non siamo mica rosi. C'è qualcosa che non va mica. Beh, i giovani hanno interesse a fare uno sforzo a vivere in paese. Sicuramente in cui storie ci riesce a fare a trovare un impiego, e quando è un impiego di trovare una piazza in paese non è mica facile, ma i nostri meri in paese sono come la comune a sviluppare e fare i loggiamenti per poter fare bene i giovani in paese a installarsi. E questo è un bel affare perché i paesi si innamorano in tutta la Corsica. Si innamorano i paesi, è una catastrofe. Allora non abbiamo più che a Iaccio, Asti e Corti. E noi chi facciamo? Chi facciamo noi?